Imbarcata a Mestre nella notte, tra gli arrestati Brugnaro è la dimostrazione che noi ci siamo, ma se non cambiano le leggi, dice il sindaco, andrà sempre peggio. Lista di Spagna a Venezia completamente sott'acqua oggi dall'ora di pranzo a causa della rottura di una tubatura di Veritas, disagi e scene da panico per i vortici d'acqua e fango del suolo. Violento scontro tra un carro attrezzi e un tir nel tratto maledetto della A4 dove oggi verso mezzogiorno tra Cessalto e San Donà si sono scontrati i due mezzi con dei disagi, ferito in modo grave un conducente sloveno. Ancora da stabilirsi la data dei funerali per Gabriele Andretta, il 19enne di San Donà morto domenica mattina in un incidente stradale. Si attende la conclusione dell'autopsia. Sfonda la vetrata di una concessionaria, saccheggia i distributori automatici, è successo a Mestre. Dopo il processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto. Combattere l'antisemitismo e tutte le false notizie che circolano in rete sull'Olocausto. A Venezia la Regione ha sottoscritto 2 protocolli con l'ANCI e l'ufficio scolastico. Il gruppo Media Nord-Est ha acquisito in esclusiva in chiaro i diritti per la fase finale della Coppa del Rey. Domani la sfida fra Osasuna e Athletic Bilbao, quindi il 2 marzo il classico della Liga Spagnola, ovvero il derby fra Real Madrid e Barcellona. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare con i servizi vi sottopongo il quesito del sondaggio di questa sera che vi stiamo proponendo in questa giornata in vista di Ring. Siamo alla politica con il sondaggio. Elly Schlein, segretaria. Il Partito Democratico secondo voi rischia la scissione? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Come sempre poi l'esito del sondaggio questa sera in diretta a Ring, la nostra trasmissione dedicata all'attualità politica. Nella notte dunque gli uomini della polizia locale hanno arrestato 3 persone mentre spaccavano una vetrina a Mestre. Il sindaco Brugnaro dice è la dimostrazione che noi ci siamo, ma se non cambiano le leggi, afferma, andrà sempre peggio. La ricetta quando uno delinque è la repressione, senz'altro. Meno forte, semplicemente un giorno di cella. Se uno è ubriaco, se lei si ubriaca, lei finisce in cella. E domani mattina, quando sta meglio, mi dà la cauzione di 500 euro e va dove vuole. È semplice e non va a appesantire la magistratura, non fa niente. Il sindaco Brugnaro non ci sta a passare per l'unico responsabile della mancanza di sicurezza a Mestre e dintorni e nell'evidenziare la necessità di leggi efficaci come fa ormai da tempo pone l'attenzione sul lavoro capillare della polizia locale che questa notte ha arrestato 3 persone proprio mentre spaccavano un'altra vetrina, l'ennesima. Che sono stati 4 notti di appostamenti in Borghese, abbiamo seguito sta gente e finché poi alla fine questa notte hanno agito con un tombino e hanno sfondato una vetrina, li abbiamo presi in flagranza di reato. Per quanto mi riguarda, quello che mi interessava era testimoniare a loro il nostro ringraziamento a nome di tutta la città, dei cittadini, perché questo è un lavoro gravoso, pericoloso e che francamente non è così semplice stare con le notti così alla ghiaccio, in Borghese, a seguire gente che va avanti e indietro, eccetera, non è semplice. E poi volevo dire alla cittadinanza che ci siamo, cioè invece che rispondere soltanto con promesse così che servono a poco, noi portiamo fatti concreti, sarà uno, sarà piccolo, sarà tanto, insomma ne abbiamo presi in altri 2 l'altro giorno, un altro singolarmente e continueremo a farlo sempre di più. Ma per il sindaco poi sono le leggi a dover agire o permettere ad altri organi di farlo. Io concordo pienamente sulla depenalizzazione, altro è l'impunità però, perché io ho proposto più volte. Lo rifaremo ancora questa proposta, vedrete, o da Consiglio Comunale o con Coraggio Italia, mi inventerò qualcosa, ma deve arrivare perché è il legislatore che può cambiare sta roba. Dobbiamo proporre il giudice di pace con poteri penali, fino a 10 giorni di cella, così non vanno nella maglia della giustizia ordinaria che è già abbastanza appesantita, perché questi sono reati oggettivamente minori, ma sono reati di grande fastidio sociale, di grande peso per le persone, l'hanno testimoniato l'altro giorno migliaia di persone, insomma, in maniera assolutamente composta, dicendo il problema c'è. E io sono il primo a sottoscrivere proprio. Le leggi oggi sono queste. Cioè in Italia si può fare quello che si vuole e si è impuniti. Questo è il dato di fatto, soprattutto su reati minimi. E invece la gente ha testimoniato l'altro giorno che sta roba ne ha le tasche piene, per cui qualcuno deve intervenire, deve farlo il governo. Ora le impressionanti immagini da Lista di Spagna rimasta completamente sott'acqua all'ora di pranzo a causa della rottura di una tubatura di Veritas.
I vortici d'acqua e fango dai Masegni, che come sabbie mobili si sollevano per ritirarsi nel risucchio della pressione così forte da far cadere e trascinare con sé pure le persone che inconsapevoli vi si trovano sopra coi piedi. Madonna mia! Scene da panico questo pomeriggio a Venezia, quando, intorno alle 13:30, c'è stata una vera e propria invasione d'acqua a Canareggio e Lissa di Spagna dalla stazione dei treni, a causa di un importante guasto alla linea dell'acquedotto pubblico. Si tratta della seconda condotta Veritas esplosa in 2 mesi. Disagi per tutti, dai residenti ai turisti, commercianti in primis, specie chi con l'attività al piano terra è finito sott'acqua. Disagi anche per ristoranti e strutture alberghiere, con gli ultimi piani, abitazioni comprese, rimasti all'opposto, completamente all'asciutto, cioè senza acqua potabile. Si tratta di una condotta portante dell'acquedotto di Venezia del diametro di 400 mm e immediatamente la zona è stata allagata. Ci sono stati disagi estesi in tutta la città, soprattutto nella zona immediatamente vicina alla rottura e ai piani più alti, che hanno visto una sensibile riduzione della pressione idrica e in alcuni casi sono rimasti senza acqua. Sul posto intervenuti i tecnici di Veritas, la società che gestisce alcuni servizi pubblici locali, con la situazione tornata sotto controllo dopo meno di un paio d'ore dall'accaduto. Già alle 14:45 però i nostri tecnici sono riusciti a bloccare l'uscita dell'acqua e alle 15:30 la pressione è tornata normale in tutta la città. La rottura, spiega Veritas, a causa dell'usura della tubatura dovuta al trascorrere del tempo. Nelle prossime ore i tecnici ripareranno la falla. Non si accorge della coda, il carro attrezzi si schianta contro un tir nel tratto maledetto della A4 tra lo svincolo di Cessalto e di San Donà. È successo oggi verso mezzogiorno, quando il conducente del carro attrezzi con targa slovena non si è accorto della coda che aveva di fronte in direzione Venezia, è arrivato finendo contro il tir. Nello schianto il primo conducente è rimasto ferito, inevitabili le code. A San Donà di Piave, dove si attende l'esito dell'autopsia per capire quando saranno celebrati i funerali di Gabriel Andreetta, il 19enne di Fossà, morto domenica mattina in un incidente stradale. Fra poco Gabriel avrebbe compiuto 20 anni, perché è un 2003. Lui era sempre sorridente. Lui difficilmente lo vedevi arrabbiato, era sempre un ragazzo che come arrivava salutava, io gli chiedevo Gabi allora oggi come va? Lui diceva tutto a posto, veniva sempre agli allenamenti. Così il presidente del Musile 1000, squadra di calcio categoria juniores, ricorda commosso Gabriel Andreetta, il 19enne di Fossà di San Donà di Piave, morto domenica mattina in un incidente stradale con l'auto precipitata nel canale Grassaga a neanche 1 chilometro da casa. Gabriel, nel Musile, giocava come ala insieme all'inseparabile fratello gemello Riccardo, quest'ultimo centrocampista. E sia Gabriel sia Riccardo sono ragazzi che sono arrivati da me nella stagione 17-18 e quindi erano 6-7 anni con questa stagione qua che giocavano da me. Loro arrivavano, prima erano al Ceggia, poi sono venuti da me e sono sempre rimasti là, quindi sai, dopo tanti anni che hai questi ragazzi sotto mano che li vedi crescere, sono arrivati che avevano 13 anni e adesso ne hanno quasi 20. Ancora sconosciuta la data dei funerali, visto che si attendono gli esiti della perizia autoptica, da cui si capirà che cosa è successo a Gabriel mentre, alla guida dell'auto, stava facendo il ritorno a casa dopo una festa di compleanno trascorsa nella vicina frazione di Calvecchia. Sul luogo della tragedia, le rose gialle che qualcuno ha posizionato per Gabriel resistono al freddo e al forte vento, fiori come simbolo di amore, un amore sconfinato con cui tutta la comunità di Fossà fa cerchio attorno alla famiglia Andreetta, come racconta la barista dell'unico caffè-ristorante del paese. Poi la nostra è una piccola comunità, è una grande famiglia, è come aver perso un figlio nostro, è inspiegabile, inaccettabile quello che è successo, veramente è dura. Dopo
Dopo aver sfondato la vetrata di una concessionaria si è diretto verso i distributori automatici, li ha svaligiati portando via gran parte del contenuto insieme a quasi 30 euro in monetine ed è fuggito in bicicletta. Una fuga breve però perché un cittadino l'ha visto e ha chiamato i carabinieri che l'hanno fermato pochi minuti più tardi nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Con sé questo individuo aveva arnesi da scasso e il bottino. In più si è scoperto che lo scorso 10 gennaio era già stato arrestato per un furto ai danni degli uffici comunali di via Ancona. Dopo il processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto. E ha patteggiato la pena di 1 anno di reclusione l'anziano di 80 anni di Robegano di Salzano, finito a processo per la morte nel luglio del 2020, sempre a Robegano, della 77enne Zita Rampado. Aveva perso il controllo della sua macchina, l'anziano, invadendo la corsia opposta e scontrandosi violentemente con la Smart su cui viaggiavano la Rampado e un'amica rimasta a sua volta gravemente ferita. In tribunale a Venezia il patteggiamento, l'anno di reclusione è stato commutato con il lavoro di pubblica utilità. L'anziano era stato rinviato a giudizio per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime. Gli è stata inflitta inoltre la sanzione della sospensione della patente sempre per 1 anno. Cambiamo pagina, lasciamo la cronaca, andiamo in Regione Veneto che da domani avrà un nuovo direttore generale della sanità, è Massimo Annichiarico, che ha già indicato la gestione delle liste d'attesa tra le sue priorità. Ancora poche ore e Massimo Annichiarico sarà ufficialmente il nuovo direttore generale della sanità e del sociale del Veneto. Il passaggio di testimone con l'uscente Luciano Flor, che ha ricoperto l'incarico durante i difficili anni del Covid, avviene a Palazzo Balbi, sede della presidenza della regione a Venezia. Rispetto agli anni della pandemia, ora tra le priorità ci sono le liste d'attesa. È molto una questione di organizzazione. Naturalmente, come dicevo anche prima, non esistono ricette, sarebbe davvero presuntuoso poter dire che ho usato il verbo gestire e non risolvere non a caso, perché gestire è già molto, quindi riuscire a rientrare in parametri che sono quelli dettati dalle norme e che sono quelli dettati dalla reale esigenza dei cittadini. I professionisti fanno anche loro una grande parte in questo. Nato a Taranto nel 1958, residente a Bologna dove si è laureato col massimo dei voti e la lode, specializzato in medicina interna e in cardiologia, Annichiarico vanta un'importante attività di docente e diverse posizioni direttive alla guida di aziende e strutture sanitarie nell'Emilia-Romagna. La sua ultima esperienza è stata alla guida della sanità regionale del Lazio. Il Veneto ha una sanità dal punto di vista dell'efficienza economica, oltre della sua qualità, in tutte e due, NSG, nuovo sistema di garanzia, equilibrio economico, che è al top in Italia. Il Lazio è una regione che con grande merito è riuscita a uscire in questi anni dal commissariamento, non ancora piano di rientro, e che è risalito alla china nel nuovo sistema di garanzia. Chi non riceve nel pubblico la prestazione sanitaria a cui avrebbe diritto entro i termini stabiliti dal medico di base può ottenerla in regime di libera professione intramuraria pagando lo stesso identico ticket. È la proposta di legge regionale del Movimento 5 Stelle per smaltire proprio le liste d'attesa. Il rispetto dei tempi indicati dal medico è un diritto del cittadino. Parte da questo principio la proposta di legge regionale presentata da Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Ferrofini. Una legge per ridurre le liste d'attesa, afferma la consigliera, che in Veneto sono tutt'altro che azzerate. 150.000 veneti sono in attesa della chiamata dal CUP, ma di fatto non si sa il totale di chi stia aspettando una prestazione del sistema sanitario regionale, perché manca completamente il numero di coloro ai quali è stato detto di richiamare in un secondo momento. Ed ecco la proposta. Il cittadino che ha tempi nel pubblico troppo lunghi può usufruire della prestazione intramenia, quindi all'interno dello stesso ospedale, pagando giusto il ticket alle stesse condizioni del pubblico. Questo per far sì appunto che i tempi di attesa a livello del pubblico si abbassino, come è oggi già per l'intramenia, che prevede tempi di attesa di 10 giorni a fronte di un pubblico che supera talvolta i 60 giorni. I veneti hanno speso 113 milioni di euro per visite a pagamento in libera professione intramenia, soldi sborsati dai cittadini, afferma Erika Baldin, che invece avrebbero diritto alle stesse prestazioni solamente pagando il ticket. Siamo di fronte ad un'evidente ingiustizia, conclude l'esponente del Movimento 5 Stelle. Così la Regione scarica sui cittadini i costi dei ritardi della sanità pubblica.
Cambiamo pagina. Combattere l'antisemitismo e tutte le false notizie che circolano in rete sull'Olocausto. A Venezia la Regione ha sottoscritto 2 protocolli con ANCI e Ufficio Scolastico. Ancora una volta vogliamo ribadire che oltre a parlare di antisemitismo vogliamo anche che praticamente si affronti il tema, lo si affronti nelle scuole, lo si affronti nella società, nelle istituzioni, perché antisemitismo, revisionismo, negazionismo, tutti questi temi non sono temi del passato. Il Veneto è stata la prima regione in Italia ad emanare una legge che prevede azioni concrete per combattere l'antisemitismo, la numero 5 del 2020. Ora si impegna a metterla in atto anche assieme alle scuole e ai comuni, attraverso 2 protocolli sottoscritti con l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ANCI, l'Associazione dei Comuni del Veneto. Ancora in rete c'è qualcuno che sostiene che i campi di concentramento non siano mai esistiti. Siamo a questi livelli. Lì sono stati deportati ebrei, 6 milioni di persone ammazzate, zingari, disabili, omosessuali. I protocolli sono stati firmati dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro, da Mirella Nappa, vice direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, e dal presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte. Ma a Palazzo Balbi c'è chi nota l'assenza dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. È coinvolta l'istruzione, è coinvolto l'assessore, al punto tale che lo firma il Presidente, che dà le deleghe a tutti gli assessori. In una nota diffusa nel pomeriggio, Elena Donazzan ha espresso soddisfazione per l'iniziativa. Il dovere di ogni amministratore pubblico è quello di difendere i principi di democrazia e libertà, ha scritto. Dobbiamo sostenere qualsiasi azione per far conoscere ai nostri giovani quello che è accaduto in passato, per evitare che si possa ripetere. Le future generazioni rappresentano la soluzione al problema, perché è evidente che la nostra generazione, visto quello che sta succedendo nel mondo, la lezione non l'ha ancora capita. A volte quello che viene fatto nelle scuole viene neutralizzato da certe affermazioni politiche. I ragazzini si possono educare con molto sforzo, con qualche azione convinta, e la politica non si lascia educare, la politica rimane quello che è. Ora parliamo di superbonus. La scelta di bloccare le cessioni del credito stabilita dal governo spaventa le imprese che sperano in un'inversione di tendenza. Una quarantina le imprese consorziate CNA e Dili in grave difficoltà e addirittura a rischio chiusura dopo le ultime novità emerse sul superbonus. Questi numeri mettono in difficoltà anche l'economia provinciale. Con un provvedimento sempre dell'ultimo minuto il nostro governo ha chiuso i crediti fiscali e lo sconto in fattura. Questo ha comportato un'ulteriore stretta che c'era già nel appunto monetizzare questi crediti fiscali, e le imprese sono in crisi di liquidità e di conseguente in difficoltà. Compresa la situazione di molte famiglie che si trovano senza stipendio. Che nel periodo appunto di crisi l'edilizia ha tenuto su anche l'occupazione, per cui i redditi delle famiglie. Dobbiamo pensare che edilizia non vuole dire solo imprese di costruzioni, ma anche tutte le fabbriche della lunghissima filiera delle costruzioni, dei materiali che vengono utilizzati per appunto questi interventi. Ci si chiede perché il governo abbia preso una decisione simile, e la speranza è quella di un'inversione di marcia. Io spesso ho denunciato il fatto che loro, il governo e la Ragioneria dello Stato, contano solamente il cosiddetto debito fiscale senza considerare tutte le maggiori entrate che hanno avuto attraverso IVA, IRPEF e soprattutto lavoro nero che non c'è stato in questo periodo. Ricordiamoci che venivamo da una crisi dovuta alla pandemia e l'edilizia attraverso questi bonus fiscali ha fatto sì che il PIL tenesse e anzi fosse uno dei migliori d'Europa. Nelle ultime settimane è stato chiesto all'esecutivo di sbloccare il mercato dei crediti, ma risposte non ne sono arrivate. Per quanto riguarda la provincia di Venezia, la situazione, continua Salmistrari, non è gravissima, ma abbiamo alcuni casi veramente eclatanti di anche banche che hanno chiuso il credito, che avevano promesso. Questi comportamenti sono quelli da stigmatizzare e da denunciare apertamente, perché hanno messo in crisi delle aziende serie che avevano lavorato, che hanno finito i propri lavori e si vedono oggi a non poter incassare il credito, e questo sta mettendo in seria difficoltà alcune aziende che noi come associazione stiamo cercando di aiutare e di seguire.
Real Madrid-Barcellona è il classico della Liga spagnola in diretta su Telenord Est il prossimo 2 marzo. Il grande calcio iberico nelle vostre case. Il gruppo Media Nord Est ha acquisito in esclusiva, in chiaro, i diritti per la fase finale della Copa del Rey, l'equivalente spagnolo della Coppa Italia italiana. Le squadre spagnole più forti, impegnate per conquistare il prestigioso trofeo, saranno visibili comodamente da casa grazie al gruppo Media Nord Est, che le trasmetterà nel suo canale Telenord Est, da sempre votato al calcio e allo sport. 5 sfide imperdibili, si parte domani con Osasuna e Athletic Bilbao, giovedì sarà la volta del match più atteso dagli amanti del calcio, il classico, ovvero il derby spagnolo per eccellenza fra Real Madrid e Barcellona. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, adesso come sempre l'edizione di Treviso, ma prima le previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Marzo inizia con qualche pioggia, il nostro territorio infatti rimane coinvolto in una circolazione di bassa pressione. Il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto presenza di diffusa nuvolosità con schiarite al mattino, specie sui rilievi, e aumento della copertura nel pomeriggio. Probabili dalla sera precipitazioni anche di modesta entità, a partire dalla pianura e poi in estensione anche alle zone montane, con neve qui oltre i 1000 metri. Clima ventoso con bora sostenuta. Temperature in contenuto aumento, minime tra -1 e 4 gradi, massime invece comprese tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. All'inizio cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio e in serata saranno possibili delle precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato, piogge soltanto nella notte. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sugli 11-13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.